conosciamo meglio il cantante che ci coccolerà con un Di Martino. Che accogliamo nel nostro studio. Benvenuto nel nostro salotto, accomodati. E allora, compositore, scrittore. Sì. Fai di tutto praticamente, perché la tua musica, che c'è le sonorità pop, è una musica che ti prende. Concerti, esibizioni, dapprima in piccolo, poi man mano anche appunto nelle piazze, in teatri, la possibilità di realizzare alcuni album appunto da autore. Raccontaci come la tua, tra virgolette, vocazione per la musica e per, insomma, da parecchi anni. Niente, a 16 anni c'è stata un po', come accade per l'azione, questa chiamata, possiamo dire, a studiare un po' gli strumenti, chitarra, pianoforte. All'epoca del liceo con alcuni miei amici ho iniziato a fare delle prontine così buie e polverose, cercando appunto di mettere insieme e iniziare a suonare magari in qualcosa di scolastico, a scuola, e quindi con la voglia di iniziare appunto a fare il e da lì appunto si è sviluppato chitarra e un po' pianoforte. No, ho preso anche delle lezioni appunto nel corso del tempo. Solitamente scrivere le canzoni c'è sempre un autore o un cantante, uno prende ispirazione, magari all'inizio fa una classica copiatura e poi dopo. Sì. Tu da quale cantautore italiano pensi, appunto? Non ce n'è proprio uno in particolare, però alcuni che mi piacciono, non lo so, Baglioni, oppure Pino Daniele, oppure De Gregori. Pino Daniele sì, magari per la chitarra un po' di più, oppure anche appunto come James Taylor, Sting, Principe. Canzoni. Beh, insomma si parla un po' della ecco, quindi principalmente l'amore, in tutto quello che nasce, quello che finisce, quello dei casi. E poi anche appunto alcuni temi, tantissimo del sociale, però quando lo faccio appunto tratto dei temi. C'è qualche brano che richiama. Sì, che richiama appunto dei temi. Ecco. La canzone più bella che hai fatto, dici come faccio a dirlo? Però ce ne sarà una, solitamente quando uno fa poi è la numero uno. Non è facile dirlo perché dei figli, ecco, come si fa devono essere tutti uguali. Sì, come si fa a dire, lo so, potrei citarne alcuni, la mia musica, ecco, alcuni di questi brani che un po' magari hanno una parte mia, ma comunque non è facile sceglierne. Diamo subito il microfono, vogliamo sentirti cantare. Grazie. Qual è la prima canzone di tutta la settimana? Non so se te l'hanno già detto, ti inchiodiamo alla... La prima canzone che ci fai ascoltare oggi? È un brano che apre questo ultimo disco e si intitola Libero. Perfetto, allora conquista il centro del tuo brano, prego.